è rimasto a Gerusalemme? Perché Davide non è andato in guerra? E questo mi fa pensare una cosa. Oggi magari noi stiamo vivendo una situazione nella nostra vita che dobbiamo veramente andare in guerra e non stiamo andando. E guerra cosa vuol dire andare in guerra? Oggi, essendo cristiani, stiamo vivendo in un mondo molto difficile. Venire in chiesa, ragazzi, non vuol dire, vuol dire veramente, guerreare, far guerra. Venire in chiesa, leggere la Bibbia, fare il nostro devozionale, questo vuol dire che dobbiamo far guerra perché viviamo in tempi difficili, viviamo in tempi mali, dobbiamo far guerra. Non possiamo mollare, non possiamo abbassare la testa e accettare quella situazione. No, dobbiamo pregare, dobbiamo fare il nostro devozionale, dobbiamo far guerra. E Davide ha deciso di non farla. E questa è una cosa molto interessante. La seconda cosa che vi ho detto è passeggiare. Interessante che quando la Bibbia dice che Davide è andato a passeggiare, lui doveva stare dormendo. Dice che lui si è alzato dal letto. Quindi, lui doveva stare prima nella guerra, dopo doveva dormire e dopo si è alzato. Quindi vuol dire che lui non era solo nel posto sbagliato, ma anche nel momento sbagliato. E nel momento in cui guarda, c'era una donna, che veramente era bellissima, no? Perché la Bibbia dice così. E secondo me la tentazione viene con una donna bellissima, perché se lei fosse brutta, io credo che Davide, non sarebbe stato tentato da quella donna, perché lei era veramente bella. E quando fa questa domanda di chi era quella donna, la risposta è stata molto specifica, no? Hanno anche detto che era la moglie di Uria. E questo mi fa capire che prima che Davide sapeva chi era la donna, secondo che sapeva chi era il suo marito, perché lui, se dopo leggiamo tutto il capitolo, vediamo che Uria era veramente quello che andava a far guerra insieme a Davide. E quindi se la risposta è stata proprio così, era proprio un avvertimento a Davide, no? E se noi vediamo questa situazione qua di passeggiare, è una cosa molto correlata con la stagione, no? I momenti di svago, ragazzi, devono essere veramente nei momenti in cui noi stiamo riposando, non nel momento in cui dobbiamo far guerra. Davide stava passeggiando nel momento in cui doveva stare facendo guerra. Quindi questa è una cosa che dobbiamo pensare tanto, no? Fare tanta attenzione. La terza che vi ho detto era la terrazza, un luogo alto. Davide stava guardando verso il basso, quindi stare nei luoghi alti, ragazzi, vuol dire che dobbiamo fare tanta attenzione. E perché vi dico questa cosa? Io vi dico esattamente perché io credo che questa chiesa qua, Agape Treviso, ha un proposito molto più grande di stare solamente qua nei sabati. La chiesa Agape Treviso è una chiesa che secondo me farà la differenza anche in Italia. E questo dovete capire. Perché la Bibbia ci dice anche nella prima lettera di Giovanni 2,14 che voi, ragazzi, i giovani, siete forti e che la parola rimane in voi. E quindi dovete capire che la differenza la farà voi che siete giovani. E dopo anche Paolo scrisse a Timoteo nel 4,12 che nessuno deve disprezzare la sua giovane età. Quindi ragazzi, non dovete avere paura perché siete giovani, non dovete avere paura perché siete magari giovani che faranno la differenza, no, ma dovete comportarvi come ha detto là Paolo a Timoteo: nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza, e questo comporta anche una conseguenza, vi porterà ai luoghi alti, quindi fate attenzione ragazzi. Davide si trovava in un luogo alto e anche voi, se fate la differenza, sarete anche nei luoghi alti e quindi fate molta attenzione. Ma Paolo, quando scrisse ai Corinzi, ha detto: chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Se lui stava scrivendo questa lettera ai Corinzi, vuol dire che lui stava dicendo che aveva un modo di non cadere, e questo è importante. Quindi questo avvertimento che sto facendo a voi, affinché voi sappiate che dovete fare la differenza, che questa chiesa qua farà la differenza in Italia. Io credo in questa cosa,
che noi faremo parte di questa differenza qua, che voi giovani farete la differenza, ma dovete fare anche molta attenzione, perché se facciamo la differenza saremo più visti, e quindi saremo nei luoghi più alti, e quindi dobbiamo fare tanta attenzione per non cadere. E quindi facendo questa introduzione della situazione, capendo un attimo l'atteggiamento di Davide e cosa voleva dire l'arroganza, perché quando lui manda a prendere Batsheba, è come se lui dicesse così: io sono il re, io sono la persona più importante del regno e non importa chi è quella ragazza, chi è quella donna, non importa neanche se Uria è quello che va a fare guerra con me, che viene a fare guerra con me, non importa, io sono il re, decido io. È proprio un atteggiamento di arroganza, ragazzi. E quando guardiamo la Bibbia possiamo anche capire, possiamo anche vedere tanti atteggiamenti, tante persone, tanti personaggi biblici che hanno avuto magari questo atteggiamento di arroganza. E adesso andiamo a sviluppare, sai, questo argomento, l'arroganza. Cos'è l'arroganza? Cioè, l'arroganza è un sentimento che ci fa sentire, sai, superiore agli altri. Magari anche ci sono tantissime caratteristiche per definire una persona arrogante. Possiamo dire che sono alteri, che sono prepotenti, che hanno proprio quella convinzione di essere esperti in tantissimi argomenti, quindi non danno retta quando una persona vuole veramente insegnare un qualcosa che non sanno. Oppure non sono aperti all'apprendimento, sono orgogliosi, superbi, presuntuosi, estremamente tronfi. Magari questo è stato l'atteggiamento di Davide, no? Di essere troppo tronfio. Sono il re, sono la persona più importante del regno. E quando vedo questi personaggi biblici, la prima persona che mi viene in mente è Pietro. Pietro è quella persona che mi fa anche ridere tanto, no? Pietro è quella persona esplosiva, quella persona che aveva degli atteggiamenti ogni tanto che si assomigliano un po' a noi, non è vero? Pietro era una persona che diceva la verità, molte volte quando non doveva dirla, ma era una persona che secondo me si assomiglia di più alla Chiesa di Cristo. È quella persona che quando io leggo è come se io mi vedessi in quella storia, no? È come se io fossi nei panni di Pietro. Quando mi è venuto Pietro in testa, il passo che mi è venuto in testa è Matteo 16, del versetto 13 al 23. Ecco. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi, chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Va bene. Allora, quando Gesù fa questa domanda, no? Secondo me Gesù se l'aspettava una risposta più intensa. E quando Gesù ha visto che tutti rispondevano di una certa maniera così, no? Dicono che sei Elia, dicono che sei Giovanni il Battista, ma ok, la gente dice questo, ma voi che siete i miei discepoli, cosa dite che io sia? E Pietro risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù quindi risponde a Simone: tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anche io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Gesù stava parlando nel futuro,
quando dice così, edificherò la mia chiesa, e secondo me tutti i discepoli non avevano capito niente, no? Perché Gesù stava parlando di se stesso, Gesù stava parlando di se stesso, no? La pietra era lui, perché se noi apriamo nei libri dei Salmi, 118, 22, apriamo là e vediamo una dichiarazione nel Salmo di Davide, proprio Davide. Ok. Salmo 118, 22. La pietra che i costruttori avevano disprezzata è divenuta la pietra angolare. Gesù stava parlando di se stesso, no? Era la pietra angolare. Gesù stava parlando di se stesso, cioè edificherò la mia chiesa su me, su di me, non su di te, Pietro. Ma lui stava dicendo una cosa molto interessante, perché nel momento in cui, è una delle cose che vorrei, soffermarmi qua, che sono due, ma questa è la prima, è la identità di Pietro. La prima cosa che Gesù ha dato a Pietro lì in quel momento è stata la sua identità. Prima lui si chiamava Simone, però dopo è stato chiamato da Pietro. E Gesù risponde: sei beato Simone, perché non è stato la carne che ti ha rivelato queste cose, ma il mio Padre che è nei cieli. E ragazzi, l'identità è una cosa molto importante, e l'identità molte volte ci fa anche avere dei sentimenti, anche degli atteggiamenti di arroganza nella nostra vita. Se noi non sappiamo chi siamo, se noi non sappiamo chi veramente siamo in Cristo Gesù, possiamo avere degli atteggiamenti di arroganza, e ci comporta anche di avere altre conseguenze. Se noi non sappiamo chi siamo, non sappiamo neanche qual è il nostro proposito. Quindi in quel momento lì Gesù stava dando una identità e anche una destinazione a Pietro. E la cosa più interessante è che prima Pietro doveva sapere chi era Gesù per avere la sua identità. E noi sappiamo chi veramente è Gesù. Noi sappiamo esattamente chi è Gesù nella nostra vita, affinché Lui ci dia una parola e ci dica veramente: guarda, tu sei il figlio di Dio, adesso tu stai diventando parte della famiglia, tu sei il figlio di Dio, il tuo proposito è questo, quello. Molti di noi molte volte entriamo in questa chiesa qua e noi non sappiamo neanche chi siamo. Ma prima di sapere chi siamo dobbiamo sapere chi è Dio, perché è Dio che ci dice chi siamo. Attraverso la sua Bibbia, attraverso la sua parola, è che sappiamo esattamente chi è Gesù, e quindi è questo che dobbiamo capire. E il fatto che Gesù abbia fatto questa domanda, secondo me, a Pietro è esattamente per capire questa cosa, perché già camminavano da tanto insieme. Perché una cosa è sapere chi è Gesù, ma l'altra è riconoscere che Lui è veramente il Figlio di Dio. E noi molte volte ascoltiamo la parola, ascoltiamo chi è Gesù, ma molte volte non riconosciamo che Lui è il nostro Salvatore, non riconosciamo che Lui è la persona più importante della nostra vita. E questo vuol dire tanto. Ma con la sua nuova identità, Pietro quindi, secondo me, si è gonfiato, no? No, adesso sono la pietra in cui Gesù edificherà la sua chiesa. Ma Gesù stava parlando nel futuro. La prima cosa perché secondo me non era arrivato ancora il suo momento, e secondo perché i discepoli non erano ancora preparati. Ci sono questi due punti. E la seconda che volevo soffermarmi è l'autorità che Gesù stava restituendo, non solo a Pietro ma a tutti i discepoli, anche a noi. Questa autorità, ragazzi, per capirla meglio, possiamo anche pensare a un'ambasciata, no? Cosa vuol dire un'ambasciata? L'ambasciata è quella istituzione che rappresenta il proprio Stato in uno Stato estero, no? Se ci pensiamo all'Italia, l'Italia ha la sua ambasciata in Brasile. E cosa fa l'ambasciatore? L'ambasciatore è quella persona che fa di tramite, no? del ponte, che va a fare degli accordi bilaterali affinché i due paesi si mettano d'accordo. Secondo me era quello che Gesù stava dicendo a Pietro, no? Era esattamente quello che intendeva esattamente a Pietro. Perché? Per capire meglio questa situazione di restituire autorità caduta nell'uomo, soprattutto nel giardino, quando ha consegnato, noi dobbiamo tornare indietro e leggere Genesi, capitolo 1, versetto 26 e 27, che dice così:
Poi Dio disse: facciamo l'uomo alla nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò, a immagine di Dio li creò maschio e femmina. Però la cosa più interessante è nel capitolo 2. Adesso leggiamo 2,7, che dice così: Dio, il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Ragazzi, prima Dio ha creato l'uomo, cioè l'uomo era solo una parola, era spirito. Dopo Dio lo fece carne. E questo mi dice che Dio ha rispettato anche la legge di questo mondo. Ma perché la legge? Perché la Bibbia dice che Dio ha creato l'uomo dalla polvere. Quindi noi siamo carne, però siamo anche spirito. Però Dio ha creato prima lo spirito. La sua parola è stata liberata nel momento in cui c'era anche Gesù in quel momento, perché se noi guardiamo bene cosa dice Giovanni, cioè il primo capitolo di Giovanni del Vangelo, dice che Gesù era la parola. Quindi Gesù, anche lui era la parola. E anche noi eravamo una parola. L'uomo era una parola. È stato formato solo dopo. Dio quindi, per rispettare la legge di questo mondo, ha creato l'uomo dalla polvere, ma prima era una parola. Questo mi dice che possiamo anche avere un'altra conferma che Dio rispettava esattamente la legge e anche il diavolo rispettava la legge, perché se in quel momento il mondo era formato solo di Adamo ed Eva, il diavolo aveva bisogno di usare qualcosa per tentare Eva e quindi ha usato cosa? Il serpente. Quindi il diavolo non poteva scendere se stesso là e dire così: adesso mangi il frutto. No, ha usato il serpente. Quindi in questo momento io posso immaginare che Dio rispetta sempre la legge di questo mondo e lui non è fedele agli uomini, lui è fedele alla sua parola. E questa è la differenza, perché molte volte noi pensiamo che lui è fedele a noi, ma non è così, ragazzi. Lui è fedele alla sua parola. E se lui ha creato una legge che praticamente gestisce questo mondo, lui doveva rispettare questa legge. Quindi se noi eravamo prima spirito, adesso noi siamo carne. E perché quindi Gesù voleva restituire questo? Perché nel primo capitolo là dice che l'uomo doveva governare il mondo, no? Doveva gestire tutto il mondo. La Bibbia dice qua esattamente questo. Dice così: e abbiano dominio. Quindi noi avevamo dominio. E secondo me quando Gesù ha detto questa cosa a Pietro, cioè tutto quello che legherai in terra sarà legato nei cieli e tutto quello che sarà legato nei cieli sarà legato nella terra, era cosa? Autorità. L'autorità è stata persa quando l'uomo è caduto nel giardino. Quando Adamo ha peccato, questa autorità noi l'abbiamo persa. E vi ricordate, no, di quello che avevo detto sugli ambasciatori? Questa autorità Gesù aveva bisogno. Quindi stava dicendo a Pietro: guarda che su di me edificherò la mia chiesa. Ma io vi sto dicendo anche che dovete fare molta attenzione, perché voi sarete i miei ambasciatori qua. Attraverso di me, non attraverso di voi, sarete usati per fare la differenza, sarete i miei ambasciatori. Ed è per quello che vi ho detto prima, ragazzi, perché voi siete la differenza, non di questa chiesa, ma del mondo. Perché Gesù, quando è andato in croce, e anche questa cosa che noi dobbiamo ricordare, perché vi ricordate, no, come le persone si accorciavano a Dio in quel tempo, attraverso i sommo sacerdoti, no? I peccati erano perdonati solo attraverso il versamento del sangue, ok? Quindi se Gesù dovesse venire qua in terra, doveva venire per versare il suo sangue, perché il perdono dei peccati erano stati liberati solo quando c'era un versamento di sangue. Quindi Gesù, per rispettare la legge, come abbiamo visto prima, doveva venire come uomo. E Gesù, il Dio, ha rispettato la sua propria legge per quello che ha dato il suo figlio. Perché Gesù era veramente uomo, ma era spirito. Ma Dio ha rispettato. E dopo, quando noi vediamo tutte queste cose qua, possiamo anche magari immaginare una situazione: ma scusa, se in quell'epoca l'agnello doveva essere
morto e ha anche versato il sangue di un agnello senza macchie, perché Gesù, quindi essendo essere umano, che la Bibbia ci dice nel libro di Romani 3,23 che tutti hanno peccato, perché Gesù quindi non era un peccatore? No, sì, la risposta magari è così, no, sì, perché Gesù era il figlio di Dio. Ok, va bene, ma lui è stato generato da una ragazza che anche lei era un essere umano, quindi vuol dire che anche lei era peccatrice, giusto? Perché la Bibbia dice sì che Maria era una ragazza che era santa e tutto quanto, ma lui era umana. E dopo la caduta di Adamo nel giardino, anche lei è divenuta anche una peccatrice. E questa è un'altra dimostrazione che secondo me Dio fa delle cose, sai, speciali e mi fa crescere ancora di più la mia fede. Il mio fratello, lui si laurea a gennaio in medicina. Secondo me anche Samuele studia medicina, vero? Insomma, ecco. E gli ho fatto una domanda molto interessante. Ho fatto così: bro, ma spiegami una cosa. Bro, secondo me è molto veneto, no? O, non lo so, forse sto diventando veneto. Ho fatto questa domanda, gli faccio: ma scusa, quando il bambino è nel grembo della mamma, lui è in contatto col sangue della mamma oppure no? E guarda che interessante è stata la sua domanda, lui si laurea a gennaio. Lui mi ha risposto proprio così: il sangue è composto da molte cose, contiene acqua, cellule, minerali, proteine, cioè albumina, anticorpi, enzima e altre globuline, ormoni, zuccheri grassi e così via. Tra le cellule, per dirla in poche parole, ci sono i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine, che in realtà sono frammenti di cellule. Quando qualcuno pensa al sangue, di solito pensa alle cellule del sangue e queste non si mescolano tra madre e feto. I globuli rossi prodotti nel corpo della madre e i globuli rossi prodotti nel corpo del feto rimangono negli entrambi i corpi. Oltre alle piastrine e ai globuli bianchi, ora il resto di quello che ho detto, ad eccezione delle proteine molto grandi, passa attraverso la placenta, generalmente dalla madre al feto, ma a volte anche dal feto alla madre. Ragazzi, questo è fantastico, anche la medicina ci spiega che Gesù è venuto qua senza peccato. Il sangue non è in contatto, quindi se il sangue era il motivo per cui Gesù doveva venire qua e versare il suo sangue senza macchie, vuol dire che il sangue di Gesù era un sangue pulito, era un sangue santo. Vuol dire che la medicina spiega anche questa cosa, che il sangue di Gesù non è stato in contatto col sangue di Maria. E questo secondo me è fantastico, perché è un'altra dimostrazione che Gesù era veramente santo e che quando ha versato il suo sangue lui ci ha creato quella strada per andare direttamente al Padre, come dice in Ebrei nel capitolo 7, che prima c'era il sommo sacerdote Melchisedec, adesso noi abbiamo Gesù Cristo in cui possiamo inginocchiare il nostro ginocchio, le nostre ginocchia e pregare a Lui, che la via è libera. Non abbiamo più di un versamento di sangue perché Gesù ha versato il suo sangue per noi. E da una parte che Dio doveva essere fedele, come vi ho detto prima, ma riprendere questa autorità. Ma io penso che non sarebbe facile, vero? Perché il diavolo ha tentato di tutte le maniere di farlo cadere. Se noi leggiamo il libro di Luca, nel capitolo 4, ci parla esattamente della situazione in cui Gesù è stato tentato dal diavolo, no? Gesù è stato tentato nelle 3 dimensioni che il corpo umano, che la scienza dice che noi abbiamo. Quindi corpo, anima e spirito. Prima il diavolo tenta Gesù dicendo: no, trasformati questi pani qua, tu hai fame, trasformati. Cosa dice Gesù? Non solo della parola vivrà l'uomo, ma della parola di Dio. Tutti noi siamo tentati nel corpo. Quelli che fanno la dieta qua, che io conosco, Paolo, chi fa dieta qua a casa? Chi non deve mangiare, anche te Solin? Ecco. La sera, quando vi alzate, andate nel frigo, che aprite il frigo, c'è quella torta di cioccolato, mamma mia. La mangiate o rispettate la vostra dieta? Siete sinceri?
Immaginate Gesù nel deserto, 40 giorni senza mangiare, il diavolo arriva e fa, trasformati. E questa è anche un'altra cosa che non vorrei dilungarmi tanto, ma ogni miracolo di Gesù, di moltiplicazione, di trasformazione, lui aveva bisogno del poco. Lui non ha creato i pani della moltiplicazione, lui li ha trasformati, li ha moltiplicati. Quando ha trasformati l'acqua in vino, cosa ha fatto? Aveva bisogno di acqua. Ma non vorrei dilungarmi troppo qua. Ma quando il diavolo dice così, trasformati questi pani, lo stava tentando nella parte carnale. Anche noi ragazzi, ogni giorno siamo tentati nella nostra carne. Ogni giorno. Dopo il diavolo lo tenta anche nella parte dell'anima, dei nostri sentimenti. Li porta dove? Nella parte più alta di Gerusalemme. Apro qua la Bibbia perché così leggiamo. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data. Guarda che interessante, essa mi è stata data. Interessante che Gesù non li ha replicato. Il diavolo ha detto: tutti questi regni qua mi è stata data. Quindi conferma anche il fatto che quando Adamo ha peccato, tutto questo è stato dato nelle mani del diavolo. Anche nella nostra vita è così, ragazzi, se ci pensiamo. Il diavolo non entra nella nostra vita se noi non ci permettiamo. Se noi non lo permettiamo, il diavolo continua fuori. Perché, se non mi sbaglio, la prima lettera di Pietro dice che lui è al nostro intorno, cercando sempre una maniera di farci peccare. Quindi Gesù qua, quando lo risponde, non è che lo risponde così, sei un bugiardo. Non ha detto che lui era un bugiardo, ma ha detto un'altra cosa. Quindi vuol dire che tutti i regni appartengono sì al diavolo, perché in un attimo gli è stato dato. E la do a chi voglio. Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua. E guarda la risposta di Gesù. Sta scritto: adora il Signore, il tuo Dio, e a Lui solo rendi il tuo culto. Interessante che anche noi ragazzi siamo anche tentati nella nostra anima, nei nostri sentimenti. Chi non vuole essere riconosciuto qua? Chi non vuole? Nel tuo lavoro? Quando fai una cosa giusta, non è che non vuoi magari ascoltare, non so, un complimenti. Cioè, io quando faccio una cosa giusta è ovvio che mi viene quella sensazione: caspita, ho fatto una cosa giusta, adesso voglio avere il complimento. Ma non è così, non possiamo pensare così, perché noi dobbiamo fare senza che nessuno ci vede, solo il Padre che è nel cielo. Però abbiamo questa tentazione, no? E Gesù l'ha avuta. Il diavolo l'ha tentato così: guarda che io ti do tutti questi regni qua. Ma Gesù era tanto intelligente, logicamente era il figlio di Dio, ma il diavolo sapeva che il suo fine sarebbe stato l'inferno, però voleva corrompere Gesù, no? Perché se Gesù fosse stato corrotto, cosa succedeva anche a noi? Il suo piano non sarebbe, compito della maniera esattamente giusta come Gesù voleva e come Dio voleva, perché Gesù doveva essere quello agnello senza macchie e il diavolo ha fatto di tutto per farlo peccare. È interessante che il diavolo ha tentato Gesù nella parola e questo mi fa capire quanto stiamo leggendo la parola. Allora lo portò a Gerusalemme e lo pose sul pinacolo del Tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù di qui. Perché sta scritto: egli darà ordini ai suoi angeli al tuo riguardo di proteggerti, e essi ti porteranno sulle mani, perché tu non urti quel piede contro una pietra. E Gesù rispose: è stato detto, non tentare il Signore Dio tuo. Quindi il terzo livello di tentazione che Gesù ha subito nello spirito. Io non so voi ragazzi, ma il mondo ogni giorno ci porta ad avere un dubbio nella nostra testa: ma stai veramente seguendo questo Dio che dice ogni giorno? Questo Dio che tu parli, che vai in chiesa nel sabato, nella domenica, esiste veramente? A volte viene questa
cioè nella testa delle persone. Noi dobbiamo essere convinti, ragazzi, che noi serviamo un Dio vivente. Noi saremo anche tentati nella parte spirituale come Gesù è stato tentato, ma se Gesù ha vinto nelle 3 dimensioni, ci porta a capire che noi possiamo vincere tutte le tentazioni, sia del corpo, non mangiare quella torta gustosa, dell'anima, che noi non abbiamo bisogno di nessun complimento o non abbiamo bisogno di soldi per essere, sai, felice, non abbiamo bisogno di queste cose, e che noi saremo tentati anche nella parte dello spirito, cioè noi saremo tentati, ragazzi, al 100%, ma Gesù ci fa capire che noi possiamo vincere. Gesù ci ha dimostrato che possiamo vincere. E quindi, se Gesù non avesse vinto queste tentazioni, cosa sarebbe successo? Oggi non eravamo qui. Perché se Gesù non avesse vinto tutte le tentazioni, il suo piano non sarebbe stato compiuto. E questo mi fa capire, adesso arrivo nella parte dell'arroganza. Se torniamo là in Matteo 14, no, 16, giusto? Nella sequenza, il versetto 21 dice così: da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme a soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il 3° giorno. Pietro, trattalo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Pietro, che poco prima è stata liberata una parola su di lui: tu sei Pietro. Gli ha dato proprio un'identità. 2 secondi dopo è come se fosse andato dal cielo all'inferno. Lui, secondo me, si è gonfio tantissimo, si è tronfiato tanto, ma tanto, che pensava di essere più che il proprio Gesù, più che il proprio Dio. Lo tiene da parte e gli fa: no, Signore, tu non vai in croce, non devi andare in croce, no, io non ti lascio andare in croce. Cioè, stavo dicendo in poche parole: tu non compierai il tuo proposito, tu non farai il tuo proposito, tu non andrai in croce perché io non ti lascerò andare. E cosa dice Gesù? Vattene via da me, Satana. È andato dal cielo all'inferno. Ragazzi, essere rimproverato, ho detto anche la volta scorsa qua, essere rimproverato così è duro, ragazzi. Vattene via da me, Satana. Ma Gesù aveva capito in quel momento che non era proprio Pietro che gli stava dicendo quella situazione, quella cosa, ma gli stava proprio dicendo, è come se lui fosse, sai, quello che doveva tagliare il piano di Dio. E quante volte noi siamo così anche, ragazzi? L'arroganza ci impedisce ogni tanto di compiere il proposito di Dio nella nostra vita. La nostra arroganza molte volte ci fa gonfiare tanto che non capiamo il proposito di Dio nella nostra vita. A volte il proposito di Dio è perdonare qualcuno, ma siamo troppi gonfi. Liberare il perdono su qualcuno e l'arroganza non ci lascia farlo. Sistemare, sai, una situazione nella nostra vita perché dobbiamo perdonare qualcuno, ma noi siamo troppi gonfi di noi stessi, no? Perché io sto nel giusto, è lui che sta nel torto. E noi non perdoniamo. Oppure dentro della nostra casa, che abbiamo un problema sia con i nostri genitori, sia con i nostri fratelli, sorelle, non so. Impediamo che il proposito di Dio ci compia veramente nella nostra vita perché non vogliamo perdonare il nostro fratello, la nostra mamma. Oppure perché abbiamo veramente, sai, un rapporto brutto con la nostra famiglia. E molte volte, quando siamo pieni di noi stessi, impediamo il proposito di Dio nella nostra vita. Oppure possiamo anche impedire il proposito delle altre persone. Pietro voleva impedire il proposito di Gesù perché era pieno di se stesso. E finisco parlando di quello che è successo dopo. E questo qua secondo me è molto divertente.
ho già visto alcune persone parlando che i discepoli sembravano avere, cioè erano di pochissima età. Solo Pietro che era più vecchio perché lui era sposato, no? Ma i discepoli erano giovanissimi. E se noi leggiamo Marco 10, versetto 35 in poi, questo qua ci fa capire quello che è successo prima con Pietro, no? E questo qua è divertente perché immagina Gesù, no? Facendo la sua predica, facendo la sua lezione ai ragazzi, che erano veramente ragazzi, no? E Gesù dice, tu sei Pietro, ha consegnato tutte quelle parole, tutto quello a Pietro, e tutti gli altri che erano lì all'intorno e che lo guardavano. E hanno detto così, no ma se Pietro, che è Pietro, sempre esplosivo così, ha ricevuto queste parole, perché noi non possiamo averle? E guarda cosa è successo. Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinarono a lui dicendogli, Maestro, desideriamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Cioè, tu sei obbligato a fare quello che noi ti chiediamo, perché la tua Bibbia dice che se noi chiediamo con fede tu ci darai, quindi devi fare. Non hanno chiesto così, se puoi, perché se vi ricordate tutti i miracoli, tutti quelli che avevano bisogno di Gesù cosa dicevano? Se tu puoi, se tu vuoi, ma no, loro no, tu devi fare. Che volete che io faccia per voi? Essi gli dissero, concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. Ma Gesù disse loro, voi non sapete quello che chiedete, potete voi bere il calice che io bevo? O essere battezzati del battesimo del quale io sono battezzato? Essi gli dissero, lo possiamo. E Gesù disse loro, voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati nel battesimo del quale io sono battezzato. Ma quanto al sedersi alla mia destra o alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma è per quelli a cui è stato preparato. I 10, udito ciò, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni, ma Gesù, chiamateli a sé, disse loro, voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni signoreggiano e che il loro grandi esercito hanno autorità su di essi? Ma non è così tra di voi, anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore. E chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Che lezione! Loro erano veramente scombussolati di quella parola che Gesù aveva liberato sulla vita di Pietro e volevano anche avere qualcosa da parte di Gesù. Non era un qualcosa, sai, qualunque, ma era veramente sedersi alla destra di Gesù e alla sinistra di Gesù. Anche lì, se noi guardiamo tutto il Vangelo, vediamo che Giovanni e Giacomo erano delle persone che volevano che scendesse il fuoco del cielo, che non avevano amore per gli altri, cioè loro erano delle persone che volevano sedersi. Gesù risponde come? Voi volete bere il calice, cioè calice, la sofferenza. Loro non erano preparati ancora e quindi questo mi fa anche capire che molte volte noi vogliamo avere delle cose nella nostra vita che non siamo preparati perché non paghiamo il prezzo giusto. Ok, io capisco che il prezzo è già stato pagato nella croce, ma noi dobbiamo fare dei sacrifici molte volte. Pregare di più, digiunare di più, leggere di più la parola, passare più tempo con Gesù, se vogliamo avere più autorità nella nostra vita. E quindi hanno fatto questa domanda. E Gesù alla fine dice che anche il figlio dell'uomo è venuto per essere servito. Noi dobbiamo capire, ragazzi, che l'arroganza ci fa portare in un luogo molto pericoloso. Un luogo in cui Gesù non lo vuole proprio, un luogo in cui siamo pieni di noi stessi e che noi non abbiamo secondo me la mentalità giusta. Gesù vuole che siamo veramente umili, che siamo delle persone che vengono qua a servire e non a essere serviti, perché Lui ha dato l'esempio. Lui poteva molto bene, sai, secondo me,
fatto l'arrogante sia con Giacomo, sia con Giovanni, sia col diavolo, perché lui era Dio. Lui poteva farlo, ma non l'ha fatto. Lui, se noi leggiamo adesso Filippesi 2, del 6 fino all'11, dice così: il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio, qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quello che poteva essere il più arrogante del mondo è stato il più umile. Quello che poteva essere la persona che sparlava, che poteva dire tutte le cose perché lui aveva il diritto, non le ha dette. Lui ha scelto di essere umile. E questo è una cosa che mi fa non solo pensare, ma mi insegna tanto. Ed è questa cosa che io stasera volevo, trasmettere a voi. Noi dobbiamo essere umili, ragazzi. Umile, perché la parola di Dio ci trasmette questa cosa. Gesù, l'esempio più grande che abbiamo nella nostra vita, è stato il più umile. E lui poteva, perché Filippesi, Paolo scrive esattamente questa cosa, no? Lui poteva essere arrogante, ma non l'ha fatto. Quindi, questa è una lezione che Gesù ha trasmesso non solo ai suoi discepoli, ma ci ha lasciato anche nella sua Bibbia. Giacomo e Giovanni, in quel momento là, hanno fatto una domanda molte volte che anche noi la facciamo, no? Giacomo, cioè uno dei libri di Giacomo dice che noi non riceviamo niente nella nostra vita perché chiediamo male, perché non sappiamo cosa chiedere. Quindi anche noi, ragazzi, possiamo fare l'arrogante nella nostra vita e dobbiamo essere molto, molto attenti in quello che facciamo. Gesù ci ha insegnato a essere umile e questa è la strada e questa è la via. Quindi concludo qua con l'ultimo versetto, perché mi piace. Romani 12, versetto 16. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili, non vi stimate i saggi da voi stessi. Ragazzi, l'umiltà è quello che attira l'attenzione di Dio. Un cuore superbo, un cuore arrogante, questo non attira l'attenzione di Dio. Noi dobbiamo essere umili. Umile non vuol dire essere povero di soldi, umili non vuol dire che dobbiamo dire che siamo delle persone che non valgono niente. No, essere umile è sapere che dobbiamo essere tementi a Dio, credere che Dio è il nostro Signore, che è il nostro Salvatore e che la nostra vita deve essere guidata solamente da Lui. E questo è il messaggio che volevo lasciarvi questa sera. Quando impariamo sull'arroganza dobbiamo stare attenti, ma dobbiamo imparare dalla persona più importante della nostra vita, credendo sempre che Lui è il nostro Signore e il nostro Salvatore e che l'esempio è stato dato da Lui. Ok? Quindi in questo momento il gruppo di lode che venisse qua davanti, che volevo pregare. Puoi alzarti in piedi. Mentre scelgono la canzone, pensate nei momenti in cui siete stati un po' arroganti nella vostra vita, nei momenti in cui magari
avete avuto magari un atteggiamento sbagliato, non solo verso Dio, ma verso un'altra persona. Momenti di arroganza sono sempre i momenti in cui noi dobbiamo pensare tanto e chiedere perdono a Dio. Ho parlato di perdono, ho parlato delle cose che possono essere sistemate mentre siamo qui ancora nella terra. Quindi potete chiudere i vostri occhi. In questo momento, mentre il gruppo di lode suona questa canzone qua, comincia a parlare con Dio. Comincia a parlare con quello che ti ha creato. Comincia a parlare con quello che ha il potere di fare, come dice in Efesini, infinitamente di più di quello che possiamo capire, di quello che chiediamo. Cominci a parlare con Lui. E se in questo momento tu hai magari un qualcosa da sistemare con tuo fratello, permettiti di uscire dal posto in cui sei e va a chiedergli, il perdono. Togli via questa arroganza del tuo cuore e vai veramente a chiedere perdono. Sistema questa situazione della tua vita, perché magari è quello che Dio ti sta chiedendo. Sono qui prostrato davanti a te, vieni Signore, vieni Signore, portaci Signore, portami con corde d'amore a te, ti dono il mio cuore, ti dono il mio cuore. Canti, io mi arrendo, io mi arrendo, io mi arrendo. Vogliamo Signore, voglio conoscerti, voglio sentirti. Canti, io mi arrendo, io mi arrendo, io mi arrendo. Vogliamo conoscerti Signore, voglio conoscerti, voglio sentirti. Il tuo spirito, il tuo spirito scenda su di me, compi Signore il tuo voler in me. Canti la tua gloria, la tua gloria ore, mostra su di me, compi Signore il tuo voler in me. Ancora una volta il tuo spirito scenda su di me, compi Signore il tuo voler in me. Solo la tua gloria Signore, la tua gloria ore, mostra su di me, compi Signore il tuo voler in me. Canti, io mi arrendo, io mi arrendo. Vogliamo Signore, voglio conoscerti, voglio sentirti qui. Io mi arrendo, io mi arrendo. Sì Signore, vogliamo conoscerti di più Signore, che possiamo arrenderti Signore in questo momento. Arrenderci Signore perché vogliamo sentire la tua presenza Signore. Tutto quello Signore che abbiamo sentito questa sera, tutto quello che abbiamo imparato da te Signore, che sia veramente una cosa che va a crescere, che va a fruttificare nella nostra vita, che
che non rimanga, Signore, soltanto nel parlare, ma che sia veramente un qualcosa che ci va a portare ad avere dei fatti nella nostra vita, perché la tua parola, secondo me, viene conosciuta dal momento in cui noi abbiamo questi fatti nella nostra vita, che non rimanga soltanto, Signore, nelle parole. Vogliamo, Signore, conoscerti di più, vogliamo sentirti di più, che questa arroganza, Signore, va veramente via dal nostro cuore, che sparisca, Signore, questa voglia di essere riconosciuti dal mondo, di essere riconosciuti da qualcuno, ma che, Signore, possiamo essere riconosciuti solamente dal Signore, che nel nostro cuore, Signore, non abbia spazio, Signore, per questa arroganza, che nel nostro cuore, Signore, abbia spazio soltanto per la tua parola, che abbia spazio, Signore, soltanto per la tua presenza. Spirito Santo, tu sei benvenuto qui in nostro mezzo. Tu sei benvenuto, Signore, nella nostra vita. Confrontaci, Signore, in quello che dobbiamo imparare, in quello che dobbiamo crescere. Che la tua voglia, Signore, che il tuo volere possa essere veramente la cosa più importante che noi abbiamo nella nostra vita. Che tutti noi, Signore, possiamo uscire da qua diversi di come siamo entrati, Padre. Padre mio, che questi giovani, Signore, possano capire esattamente il suo proposito, che possano capire esattamente la loro identità, che possano avere questa identità dal Signore. Rivelati, Signore, a loro. Rivelati, Signore, a loro, affinché loro possano conoscerti, affinché loro, Signore, possano veramente conoscerti come sei veramente, Signore. Quelli che hanno, Signore, bisogno di una spinta, quelli che hanno bisogno, Signore, di una spinta ancora più grande per compiere la tua volontà, per compiere, Signore, il tuo volere. Fallo, Signore. Noi siamo qui, Signore, per chiederti. Togli via da noi, Signore, tutta quell'arroganza. Metti, Signore, nel nostro cuore l'umiltà giusta, l'umiltà, Signore, di essere i tuoi servi, di essere i tuoi amici, di essere, Signore, persone che crescono ancora di più, Signore, nella tua parola, nella tua presenza. Che questa Chiesa, Signore, sia la differenza non solo qua in Treviso, ma sia anche la differenza nell'Italia. E che questo, Signore, ci porti ad avere un atteggiamento di ancora più umiltà nella nostra vita, Signore. Che il fatto di stare in alto, Signore, sia solo per compiere la tua volontà, che non sia, Signore, per essere riconosciuti da qualcuno. Che noi, Signore, possiamo fare la differenza, sia nel nostro lavoro, sia nell'università, sia ancora per quelli che frequentano la scuola ancora. Che noi possiamo, Signore, fare la differenza. Che possiamo, Signore, fare la differenza. Che possiamo, Signore, fare la differenza dove siamo, Signore. Che possiamo, Signore, fare la differenza. È questo che chiediamo, Signore. Non chiediamo, Signore, regni, non chiediamo, Signore, titoli. Chiediamo, Signore, che possiamo essere ancora più vicini a Te, che possiamo essere riempiti da Te, Signore. Che possiamo essere, Signore, delle persone che conoscono la Tua parola, Signore. Persone che vogliono, Signore, spendere tempo, Signore, con Te. Passare del tempo con Te. Affinché possiamo, Signore, capire quello che il Signore vuole veramente da noi. Che possiamo arrenderci, Signore. Che possiamo arrenderci. Che possiamo arrenderci. Canti tu il Spirito ancora una volta. Il tuo Spirito scenda su di me. Compi, Signore, il tuo volere in me. La tua gloria, Signore, la tua gloria mostra su di me. Compi, Signore, il tuo volere in me. Compi, Signore, compi, Signore, compi, Signore, il tuo volere in me. Io mi arrendo,
conoscerti, voglio sentirti qui. Amen. Gloria a Dio. Gli avvisi? Decime. Potete sedervi? Decime offerte. Questo, ragazzi, questo è il nostro momento di decime offerte. Però prima di iniziare, volevo sapere se c'è qualcuno che ci sta visitando per la prima volta, che è la prima volta che viene al nostro culto. So che forse c'è, però forse nessuno vuole alzare le mani per dire sono io. Non c'è? Vabbè, passiamo al momento di decime offerte, il momento che possiamo affidare anche la nostra area fiduciaria al nostro Signore. Amen, cantiamo una canzone. Io ti cerco, vengo a te, Signore, mentre ancora in silenzio sei. Io ti cerco e adesso aspetto a te, rivelati a me, Signore, voglio te. Cantiamo, Signore, ti voglio. Signor, ti voglio sentire te, io voglio più di te. Vogliamo toccarti, Signore, voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Sto seguendo, sto cercando te, la corona conquista. Sto lottando, non ti può fermarmi perché sto seguendo te. Signore, voglio te. Signor, ti voglio seguire te, io voglio più di te. Vogliamo toccarti, Signore, voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Grazie Signore per la settimana che abbiamo appena passato, Signore, grazie per la giornata di oggi e di quello che ci hai insegnato, Signore. Grazie mille per tutto, amen. Prova, ok, potete sedervi. Allora, gli avvisi sono pochi. Allora, il primo sono i battesimi che saranno il 1 settembre, un'altra carrellata di battesimi. Grazie a Dio, altre persone hanno accettato di seguire, hanno accettato Gesù come proprio Salvatore. Quindi avremo il culto normale, poi a 12:30 ci troviamo a Covolo per i battesimi. Poi, dopo, il 15 agosto abbiamo le giovani coppie sposate, hanno organizzato questo picnic dove potremo trovarci e stare insieme a Padova, al Parco Iris, quindi alle ore 11. Quindi se siete una coppia giovane e sposata, siete invitati a far parte. Poi abbiamo un altro Rallegrati il 7 settembre alle 6:30 alla CCMI di Venezia. E niente, siete tutti invitati ad esserci, è sempre un bel momento di lode e di adorazione al Signore, quindi vi sprono davvero ad esserci perché è indescrivibile, dovete provarlo per poter capire l'importanza che ha il poterlo dare in comunione con altre chiese, con altre comunità. È bello vedere che siamo un sol corpo, nonostante proveniamo tutti da chiese diverse, è sempre bello sentirsi una sola cosa in Cristo.
Ok, altri avvisi? Altre pulizie? Ah, ok. Relativamente alle pulizie, se vi capita di incontrare Patrizia in giro ogni tanto, ringraziate lei e il suo team per aver aiutato a pulire la chiesa, che hanno fatto un lavorone, quindi davvero ringraziatele per questo. Ultimissimo annuncio, oggi dopo lo studio avremo il bar Il bar ha preparato degli hot dog, quindi chi ha 2 euro in tasca e ha fame potete prendere questo hot dog, mangiarlo, che poi questi soldi è una raccolta fondi praticamente per i campeggi, per il prossimo campeggio dei giovani che sarà a novembre, per il quale avrete più dettagli più avanti, ma per il momento stiamo già iniziando a raccogliere fondi, quindi se avete 2 euro e avete fame c'è un hot dog per voi dopo lo studio. E niente, basta, possiamo andare ai nostri incontri, ai nostri studi. Ciao!